Più di 7.000 persone hanno sfilato a Mestre nella giornata di sciopero indetta da CGIL e UIL contro la manovra del governo Meloni, con una presa di posizione forte anche contro la violenza sulle donne. È stata una giornata di importante partecipazione anche nelle altre piazze venete: 6.000 persone a Padova, 3.000 a Verona, 4.000 a Treviso, 2.500 a Vicenza. Cittadini che pagano le tasse, sostengono i sindacati e assistono ad una costante riduzione dei servizi pubblici e ad una sanità che procede verso la privatizzazione, con liste d'attesa spesso impossibili da fronteggiare per avere accesso alle cure. Serve una manovra diversa, serve una manovra che dà risposte sul fisco, sui salari e sulle pensioni, che non taglia la sanità ma anzi investe sul nostro sistema sanitario. Una straordinaria partecipazione allo sciopero, molte aziende chiuse, supermercati, lavoratori del turismo, tantissimi qui per chiedere un cambiamento. Dalla stazione di Mestre il corteo ha percorso via Cappuccina, proseguendo per via Carducci, via Einaudi, fino ai comizi conclusivi in via Palazzo. Quello che ci interessa è cambiare le cose e che vengono ascoltate le piattaforme delle lavoratrici e dei lavoratori. I manifestanti denunciano salari fermi e pensioni basse in un quadro sconfortante in cui ad aumentare sono solo il costo della vita e la precarietà del lavoro. Le risposte della finanziaria sono giudicate insufficienti. Il sindacato oggi fa il suo mestiere. Il mestiere è quello di tutelare le persone. Noi abbiamo fatto le assemblee nelle fabbriche, abbiamo fatto le piattaforme per le rivendicazioni e questo è il risultato. Non siamo contenti di questa manovra deve pensare di più alle persone, di più al sociale, di più a un paese che invecchia e dare una speranza ai giovani. Ecco perché oggi noi siamo in piazza, non siamo in piazza contro, ma siamo qui per chiedere che ci sia un'attenzione vera nei confronti delle persone di questo paese.